Ben ritrovati, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est parte puntuale alle 12 e saremo con voi come sempre fino alle 13:30. Politica in primo piano con due ospiti, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia e poi a seguire il segretario regionale del Partito Democratico Veneto Andrea Martella. Parleremo anche di comicità con la nuova sitcom che andrà in onda a partire da venerdì proprio sul nostro canale, per ridere un po' grazie alla comicità di Igor Barbazza e Davide Stefanato. In apertura la cronaca, ma prima di andare subito in tribunale dalla nostra Lina Paronetto vi do il sondaggio che vi propone Ring questa sera ed è appunto incentrato alla politica con la partita delle regionali. Regionali, una lista di sindaci per Zaia, è un'idea vincente, questo è il quesito che vi proponiamo. Sapete che dovete usare i numeri che vedete in questo momento sullo schermo per partecipare al sondaggio. La chiamata è sempre gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato registrato. Poi durante questa prima edizione non mancheremo di lanciare in sovraimpressione i numeri da utilizzare appunto per partecipare al sondaggio. In tribunale in apertura dalla nostra Lina Paronetto, perché? Perché oggi c'è l'udienza per l'omicidio della povera Nica Panfile, la vedo già collegata con noi. Lina Paronetto, buongiorno. La donna giovanissima madre trovata morta nelle acque del Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. Nuova udienza. Lina, siamo da te. A che punto del processo siamo e che giornata sarà oggi? Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Nuova udienza, dicevi bene. Nella scorsa, lo ricordiamo, era emersa questa pista albanese per il delitto di Anica Panfile, la 31enne mamma di 4 bambini morta nel maggio del 2023. L'udienza di oggi invece tende a ricostruire quella che è stata l'attività degli investigatori. L'udienza si è aperta con la testimonianza di un'amica di Anica, Nicoletta, madrina della più piccola dei bambini di questa donna, che raccontava in particolare lo shock che hanno vissuto i figlioletti naturalmente per la scomparsa della mamma. In particolare diceva la più piccola che continuava a cercarla nel letto nei giorni seguenti alla scomparsa della mamma. E poi sono saliti sul banco dei testi i carabinieri, prima un vicebrigadiere in servizio alla stazione di Spresiano nei giorni proprio del ritrovamento del corpo nel Piave, con il quale sia accusa che difesa hanno ripercorso lo stato dei luoghi per definire dove sono stati trovati anche gli oggetti, oltre che il corpo riemerso, lo sappiamo, da un isolotto lungo il Piave trovato da un pescatore. In questo momento, mentre noi vi parliamo, invece sta ripercorrendo quei giorni il colonnello Giovanni Mura, che all'epoca era a capo del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Treviso. Ha raccontato nuovamente, ripercorrendo con i minuti precisi, lo spostamento in particolare dei telefoni, le celle telefoniche che hanno intercettato nell'abitazione di Franco Battaglia, imputato presente anche oggi in aula peraltro ad Arcade, i telefoni dei due, sia di Battaglia che di Anica, gli orari in cui sono risultati ricevuti gli ultimi messaggi dell'ex compagno di Anica, l'ultimo visionato delle 16:07, poi più nulla, e poi gli spostamenti del pick-up, il famoso pick-up sequestrato a Battaglia, che avrebbe effettuato non solo degli spostamenti in arrivo a casa poco prima delle 3 e che le telecamere comunali di Arcade hanno immortalato non solo il passaggio ma con Anica a bordo. Le ultime immagini di fatto sono state depositate e fatte rivedere ai testi di Anica viva, e poi successivamente alla circa un'ora trascorsa dai due in casa ad Arcade, i movimenti del pick-up che sono stati definiti estremamente rapidi, veloci, frettolosi verso Mogliano, da dove Battaglia ritorna con a bordo il fratello Lorenzo, e infine i movimenti del pick-up in via Barcador lungo il Piave, dove è stato ritrovato poi il cadavere. Parliamo delle 22 circa, immortalato da telecamere private. Quindi nella ricostruzione degli inquirenti tutti i movimenti, spostamenti
che proverebbero la presenza di Battaglia in quel posto a ridosso del famoso ponticello da cui sarebbe stato gettato il cadavere. Attendiamo anche la produzione da parte della difesa, l'avvocato Fabio Crea, di una serie di documenti, di materiali, video che ha preannunciato per appunto avvalorare invece la tesi che sostiene la difesa che non sia stato naturalmente Battaglia non solo a uccidere ma neppure ovviamente a disfarsi del cadavere. Per ora gli aggiornamenti direi che si possono fermare qua, se avremo altre novità naturalmente Anna richiederemo la linea e con Nicoletta Rizzetto restituisco appunto la linea allo studio qui dal Tribunale di Treviso. Grazie alla nostra Lina Paronetto. Dunque omicidio e occultamento di cadavere, di questo si stanno occupando e sono questi i capi d'accusa per Franco Battaglia, ricordiamo ex Mala del Brenta. E poi la cronaca ci porta a Preganziol. Ieri siamo riusciti in coda ai nostri notiziari a dare questa notizia di cui oggi abbiamo avuto conferma, ore di paura, quelle di ieri pomeriggio e nella tarda serata, per un 50enne che si è barricato in casa dopo aver chiamato i carabinieri. Facciamo un po' la ricostruzione di quanto è accaduto nel servizio di Nicola Zanetti. Mia moglie è scomparsa, la telefonata ai carabinieri, poi il cellulare è spento e un atroce sospetto che si fa strada tra i militari, perché a chiamare è un 51enne italiano che conoscono, ha rapporti burrascosi con la compagna, una coetanea romena, più volte sono intervenuti nella loro abitazione di via Gramscia a Preganziol per sedare liti violente e di recente gli hanno sequestrato alcuni coltelli. Ce n'è abbastanza per temere il peggio, tanto più che la donna risulta irreperibile e l'uomo non risponde più, come se avesse qualcosa da nascondere. Così, poco dopo, i residenti della zona vedono arrivare in massa le pattuglie e l'intervento si trasforma in qualcosa di ancora più serio quando risulta chiaro che il 51enne si è barricato in casa e non apre. Il sospetto è che sia stato consumato un femminicidio. La strada viene sbarrata, l'area attorno alla villetta è isolata. Oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza. Cominciano ore difficili di trattativa mentre il pomeriggio diventa sera, fino alla doppia risoluzione finale, perché da un lato le ricerche frenetiche dei militari riescono ad appurare che la donna è viva in Romania, scappata da Preganziol qualche giorno prima, e dall'altra, dopo il via libera della procura, le squadre operative di supporto fanno irruzione in casa, trovando l'uomo asserragliato in camera. Il 51enne viene portato fuori verso l'ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio, mentre attorno alla via i residenti tirano un sospiro di sollievo. L'incubo del delitto è finito. In apertura il delitto di Anica, ora il delitto Ceschin. La donna anziana uccisa in casa nella sua abitazione a Conegliano. È stato estradato l'ultimo dei presunti killer. Si tratta di Joel Luciano Lorenzo. L'uomo ha 25 anni, atterrato ieri mattina a Fiumicino, si trova a Rebibbia a disposizione degli inquirenti trevigiani. È sbarcato all'aeroporto di Fiumicino alle prime luci dell'alba Luciano Joel Lorenzo, arrestato nella Repubblica Dominicana lo scorso ottobre con l'accusa di essere il terzo uomo della banda criminale che il 23 giugno 2023 uccise nel suo appartamento di Conegliano la 72enne Margherita Ceschin. Un delitto su commissione, quello della donna, il cui mandante sarebbe stato l'ex marito, l'imprenditore agricolo ormai 81enne Enzo Lorenzon, che all'ex moglie non voleva più versare l'assegno di mantenimento da quasi 10.000 euro al mese. Questo almeno il movente principale, secondo l'accusa. Joel, 25 anni appena, è stato sempre scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il cosiddetto SHIP della Criminal Pol, diretta dal prefetto Raffaele Grassi. Il giovane, fino al giorno dell'arresto a San Juan de la Maguana, risultava latitante. In meno di 3 mesi l'estradizione è diventata realtà. Ora si trova in carcere a Rebibbia a disposizione degli inquirenti trevigiani. L'avvocato Fabio Crea è il difensore dello stesso Enzo Lorenzon. Direi che è un elemento importante perché può servire a far chiarezza, a delineare tutto il quadro rispetto a quello che è un importante fatto che ha colpito la provincia di Treviso. La notizia dell'avvenuta estradizione arriva pochi giorni dall'apertura ufficiale del processo in tribunale a Treviso. Resta da capire che peso potrà avere la sua versione dei fatti. Bisognerà
capire quella che è l'approccio e la volontà da parte dell'estradato rispetto a quelle che sono sue eventuali dichiarazioni nell'ambito del processo a questo punto. Chiaramente potrà essere utile per chiarire tutto il fatto. La cronaca ci fa restare nella Marca trevigiana. È stato un weekend di colpi nella zona di Vittorio Veneto e di Pianzano di Godega, di Sant'Urbano. Intanto, mentre cresce la paura tra i cittadini, cresce anche la voglia di armarsi e così aumenta l'acquisto delle armi di libera vendita. Vediamo. Una volta c'erano solo 2 o 3 persone che parlavano di armi, no? Anche nei post, nei social, perché è un argomento molto complesso, molto difficile, delicato. Invece oggi sembra sdoganato il fatto di dire adesso vado, mi compro una pistola. Non solo paura, l'aumento di furti, rapine e vandalismi sta facendo crescere nei cittadini anche un sempre maggiore desiderio di difendersi da soli. Aumentano coloro che chiedono informazioni per il porto d'armi e per l'acquisto di una pistola, volontà che emerge durante i corsi di maneggio delle armi nei poligoni di tiro. C'è una richiesta molto crescente e loro stessi fanno una piccola scrematura, perché se vedono che la persona va là solo e esclusivamente per un atto di vendetta o la prossima volta ci penso, sono loro stessi che con le loro buone maniere li allontanano e li fanno cambiare un attimo idea. Parallelamente aumentano le richieste di informazioni nelle armerie. E cominciano a informarsi su queste famose armi, chiamiamole di libera vendita, e ne stanno acquistando, purtroppo posso dire tantissime, perché addirittura ci sono delle armerie in Italia che fanno delle promo, quindi veramente incredibile. Questa è una di quelle? Sì, esatto, questa è un'arma libera vendita, quindi come si può vedere è un problema anche in tutti i 2 sensi, li chiamo io perché non ha tappo rosso, basta acquistarla con un classico documento di identità e essere maggiorenni, quindi nulla di più. Armi che possono essere facilmente confuse con quelle vere e i rischi in questi casi possono essere molteplici. Se io ne compro una e la uso male, posso scatenare una reazione verso i ladri che magari loro hanno quella vera e quindi pensano di essere minacciati e possono creare un problema. Altrettanto pericoloso può essere il furto di queste pistole che potrebbero essere usate dai malviventi per compiere delle rapine. L'appello di furti in corso è dunque quello di evitare la giustizia fai da te e di denunciare sempre alle forze dell'ordine. Intanto l'associazione ha in programma nuovi incontri nei comuni con i cittadini, ma non più come accadeva in passato in orario serale, per i timori di poter trovare la casa svaligiata al rientro. Una paura, racconta Demma, che sta modificando anche le abitudini delle persone. Mentalmente in negozio, faccio l'esempio, io ho tantissima gente che mi arriva fino alle 4:30, 5 di pomeriggio e poi cala perché rientrano subito a casa per la paura di dire no, guarda, devo scappare perché dopo ho paura che entrano dentro in casa. E vedo addirittura che gente che non porta più i figli a fare delle attività sportive verso sera, perché stavano lì a fare il classico, faccio un esempio, il pattinaggio per 1 ora e mezza, ho detto l'ho ritirata perché lascio casa scoperta 2 ore e quindi non me la sento più, perché poi il danno è talmente grande che non ne vengo fuori. Quindi sta veramente togliendo anche quel poco di svago che c'era delle persone ed ecco perché proporzionalmente aumenta l'arrabbiatura della gente. Nel Vicentino ora con i cantieri No TAV e la protesta contro uno sfratto, una donna invalida al 100% sfrattata proprio per lasciare posto alla superstrada e ai cantieri ovviamente della TAV. Siamo con Daniele Garbin. Daniele, a te. Inizio della settimana siamo in corso Viale San Lazzaro, a fianco a noi la linea ferroviaria principale che collega Milano-Venezia e lì stanno avanzando i cantieri della TAV. Siamo in compagnia di Elena Guerra, buongiorno, e Lovato, buongiorno. Marta, del comitato, del sindacato e del comitato dell'Albero. No? Questa situazione è con seguito a seguire, qui abbiamo il comitato per lo sfratto esecutivo degli sfrattati della TAV. Insomma, ci sono condomini lungo questa linea ferroviaria che hanno già ricevuto l'ingiunzione ad andarsene ma non trovano un posto dove trovare alloggio. In questo momento è già stato assegnato un indennizzo per i proprietari, ma per i residenti che hanno questo sfratto esecutivo ci sono tutta una serie di situazioni anche articolate, ma in realtà la maggior parte non ha ancora trovato posto. Questa mattina qui c'era stato uno sfratto esecutivo che voi avete cercato comunque e sono riusciti
riusciti anche a impugnare e a ritardare. Com'è andata? Allora, appunto, questa mattina c'è stato il primo sfratto esecutivo di una delle famiglie che dovrebbe finire per strada perché passa il TAV. Ora abbiamo spiegato la situazione all'ufficiale giudiziario, in cui comunque le famiglie stanno cercando delle soluzioni, versano caparre, ma le caparre gli vengono tornate indietro perché a Vicenza c'è un'emergenza abitativa reale, gli affitti sono schizzati alle stelle e si fa sempre più fatica, soprattutto se senza garanzie, a trovare degli altri affitti. Per cui, vista la situazione, noi stiamo facendo anche pressione sulle istituzioni affinché si prendano in carico queste famiglie, quindi l'ufficiale giudiziario, vista la situazione, ha convenuto di rinviare lo sfratto solo di 2 settimane, che non è un tempo sufficiente ovviamente a trovare una soluzione, per cui noi il 13 febbraio saremmo di nuovo qua, come saremmo sotto la casa anche di altri, qualora dovesse venire fuori altre situazioni di questo tipo, per garantire il fatto che nessuno finisca per strada prima che venga trovata una soluzione. Ecco, oggi è un caso puntuale, preciso, c'è una signora disabile che ha anche una serie di motivi per cui poi anche l'ufficiale giudiziario ha convenuto di accettare la proroga. Il problema è che è un problema generalizzato, varie istituzioni, voi state cercando che venga sensibilizzata un po' tutta l'operazione, anche sensibilizzando le autorità, gli enti, no? Sì, allora noi a dicembre, quando siamo venuti in contatto con la situazione appunto di queste famiglie, abbiamo mandato una richiesta ufficiale alla prefettura, al comune e a IRICAV 2 per istituire un tavolo in prefettura. Quindi abbiamo richiesto sostanzialmente alla prefettura di fare da mediatori, da garanti per un dialogo, per trovare delle soluzioni. Abbiamo avuto un primo incontro conoscitivo con il sindacato e i rappresentanti delle famiglie per spiegare la situazione, che sono diverse nelle particolarità ma unite da un unico filone, che è quello dell'abbattimento delle case, e tutti quanti si stanno mobilitando per trovare degli immobili alternativi ma non li stanno trovando, e in questo momento pochi giorni, cioè pochi mesi, nel senso che è questione veramente di mesi perché vengono abbattute queste case, non hanno delle risposte. Alcune delle risposte sono il andare nell'albergo cittadino, struttura che verrà battuta essa stessa dal TAV, quindi non è sicuramente una soluzione. Ecco, diciamo che per riassumere in questa fase anche in divenire, voi avete intravisto quella che potrebbe essere al momento una soluzione, no? In fare in modo che IRICAV in qualche modo si metta, se possibile, l'animo in pace e impedisca di fare pressione sui proprietari, è così? Non solo, perché qua il problema qual è? Che i proprietari spingono sugli affittuari per mollare le case, perché altrimenti devono pagare una penale a IRICAV, ok? Però le persone qua hanno bisogno di un aiuto a trovare una casa e la devono trovare alle stesse condizioni economiche di quella attuale, perché non è giusto, ok, che per questa cosa le persone si trovino a pagare 500-600 euro in più di affitto, non riuscendo di conseguenza a fare la spesa. Siamo davanti a un colosso delle costruzioni, ok, a cui chiediamo assolutamente di trovare una soluzione al problema che sta creando. A 80 anni di distanza si celebra la giornata della memoria. Oggi nello specifico, sempre nel Vicentino, ci sono stati degli episodi di vandalismo. È stata sfregiata con della vernice rossa la locandina fissa nella biblioteca bertogliana in cui erano scritti gli eventi per il giorno della memoria. E come sempre siamo a Venezia per questa commemorazione. Il nostro Filippo Fois ha seguito la cerimonia. Andiamo a Venezia. Esattamente 80 anni fa, in una mattina che forse era come questa, a poco più di 900 chilometri da Venezia, le truppe dell'Unione Sovietica entravano nel campo di concentramento di Auschwitz. È stato il primo grande campo di concentramento ad essere liberato durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca erano attivi decine di campi di concentramento, ma solo in quello di Auschwitz furono assassinate circa 1.200.000 persone, vale a dire l'intera popolazione di una regione come il Friuli Venezia Giulia. Da 20 anni, il 27 gennaio, è stata dichiarata giornata della memoria. Qui a Venezia si svolge una delle più importanti manifestazioni nel ghetto di Venezia. Noi siamo con il presidente della comunità ebraica, Dario Calimani, al quale chiediamo subito: lei ha conosciuto delle persone che erano sopravvissute ai campi di concentramento, tra coloro che erano stati rastrellati qui, in queste case? Beh, io sono nato nel 1946, quindi subito dopo la guerra. E da bambino, da ragazzino, mi ricordo alcuni, non tutti, degli 8 che sono ritornati. 8 su quanti?
Su 254. C'è qualcosa che, se oggi per esempio durante le celebrazioni che ci sono state fosse ancora viva una di quelle persone, avrebbe voluto che dicesse? Credo che nessuno degli 8 abbia mai parlato, uno forse vagamente, di ciò che ha passato. Nessuno ha raccontato ciò che ha passato. Credo che fosse un incubo per loro cercare di non pensare a ciò che hanno vissuto, ai giorni, alle umiliazioni, alle botte, agli stupri, a tutto quello che hanno subito in un campo di concentramento, a quello che hanno visto nei campi di concentramento soprattutto. Credo che fosse un incubo quotidiano, diciamo, per loro. Anche un amico fra loro non è mai sceso in particolari. Forse noi non siamo stati in grado di interrogare, e questo è un senso di colpa che ti porti dietro. Forse noi non siamo stati in grado di aiutare e di capire di che cosa avevano bisogno, ma erano altri tempi, si dice, e forse loro non avevano nessuna voglia di rivivere con il racconto quello che avevano passato. Cercavano di andare avanti. Non so se hanno vissuto, sono andati avanti. Sono trascorsi più di 80 anni. Oggi come si possono rileggere quegli avvenimenti con una chiave di attualità? Facciamo discorsi di bene universale, di pace universale, che non valgono a nulla, sono pura retorica, anche quando li faccio io, diciamo, se li faccio, sono pura retorica. Qui bisogna cercare di ricordare i singoli eventi nella loro drammaticità, cercare di capire chi li ha forgiati, perché ci sono stati, come si sono svolti. È il dettaglio che è importante. Poi se ne possono trarre anche delle conclusioni, ma noi oggi tendiamo a saltare a conclusioni senza studiare il dettaglio, senza conoscere le premesse, senza sapere e informarci perché la storia è avvenuta, se è avvenuta per caso o qualcuno l'ha incoraggiata ad avvenire. Dobbiamo studiare. Dobbiamo pensare che la realtà è complessa, che quando due fanno a botte è perché tutte e due fanno a botte, non è uno contro l'altro. La storia dell'Europa e la storia anche della Shoah in particolare, visto che oggi è una giornata particolare, è complessa. Ed è complessa anche la situazione a Gaza. È questo che stavo dicendo. E invece come viene affrontato questo argomento, diciamo, oggi da certi mass media oppure dai social? Ma con la semplicità a cui accennavo. Tutti gli israeliani sono Netanyahu, tutti gli israeliani sono ebrei del mondo, gli ebrei sono tutti israeliani, gli ebrei sono tutti per Netanyahu, e questa è la semplicità da una parte. E dall'altra c'è l'inverso, esattamente, con meno chiarezza, diciamo così. Io non so quanti palestinesi siano sostenitori di Hamas, per capirci. Ma lo vediamo anche nelle propagande pro-Pal, con tutti i legittimi diritti che i palestinesi possono rivendicare. Ma quanti sostengono che il 7 ottobre sia stato giusto? Quindi diciamo siamo proprio in chiusura, ogni ragionamento dovrebbe partire proprio da questa divisione che lei ha appena fatto. Un conto e il popolo sono gli ebrei, che è un popolo che ha 4.000 anni di storia, oggi è composto da milioni di persone che vivono in tutti gli stati, in parecchi stati diversi del mondo, sono di diverse nazionalità con diverse opinioni. Un conto è la popolazione dello Stato di Israele, che è nato pochi decenni fa, un altro conto è ancora il governo attualmente in carica nello Stato di Israele. Certo, ma anche un conto è considerare che c'è una storia di 2000 anni alle spalle, da un certo punto di vista. Cioè la gente si chiede perché gli ebrei sono lì? Se l'ha mai chiesta? La gente sa che ci sono stati 2000 anni di persecuzioni, con pogrom che ammazzavano di volta in volta 6.000, 12.000, 100.000 persone, 300 comunità distrutte in una volta, lo sa. Dopo la Shoah 1 milione di ebrei dall'Europa è scappato ed è andato in Israele, quella che era la Palestina. Ma erano già lì gli ebrei, in minoranza, in maggioranza non ha importanza, ma gli ebrei sono arrivati là per le persecuzioni europee, gli ebrei sono arrivati là per la cacciata degli ebrei dal Nord Africa, dalla Libia, gli ebrei sono arrivati là perché sono scappati dall'Unione Sovietica, quasi 1 milione. È storia questa. Allora, non ne hanno colpa i palestinesi, però la storia è complessa. Dopo bisognerebbe guardare anche la storia dei palestinesi, dei paesi arabi, delle guerre. Io non voglio né giudicare, né condannare, né assolvere, però dico studiamo prima di scrivere titoli di giornali e di fare manifestazioni dietro una bandiera. Studiamo.
prima di parlare di genocidio, cerchiamo di capire cos'è la storia. Questo è l'invito col quale concludiamo questo appuntamento da Venezia, cioè studiare. Poi le opinioni naturalmente possono essere più svariate, ma devono partire da fatti che insomma sono stati storicamente appurati. Grazie a Dario Calimè. Grazie a lei. E grazie anche al nostro Filippo Fois per questo bel collegamento. Apriamo noi la pagina della politica, ma in qualche modo lo avevamo introdotto in questa nostra prima edizione, che sarebbe stata una puntata pregna, importante. Non a caso anche il sondaggio di Ring di questa sera è tutto dedicato alla politica e alla partita delle regionali. Grazie a Claudio Borgia per averci raggiunto. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Provinciale di Fratelli d'Italia, poi insomma lei è un amministratore, vice sindaco, assessore, quindi è uno di quelli che potrebbe far parte, mi permetta la battuta, della famosa lista dei sindaci che adesso la Lega allora, ed è dedicato proprio a questo, regionali, una lista di sindaci per Zaia, è un'idea vincente. Il tema è quello di provare a capire come impostare le liste per queste regionali. Io farei con lei, Borgia, un passo indietro per capire che cosa sta succedendo, perché ci siamo lasciati sabato e domenica nei nostri notiziari con i banchetti del Carroccio per raccogliere firme per insomma, di fatto avvalorare il terzo mandato e tornare a riproporre il nome di Luca Zaia alla guida del Veneto. Guardi, ognuno è libero di scegliere la propria modalità di, come dire, conduzione e arrivo alle elezioni regionali. Noi riteniamo che nell'agenda politica dei Veneti oggi non ci debba essere chi sarà il governatore, se ci sarà il terzo mandato, perché sono tra l'altro questioni che non competono a noi direttamente, ma ai leader politici, e lo sanno tutti. Noi vogliamo parlare di temi, vogliamo parlare di programma, vogliamo parlare di visione, vogliamo dare risposte ai cittadini veneti. Quindi ogni amministratore locale, per quanto ci riguarda, di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso è impegnato al punto primo a risolvere i problemi della gente, a continuare a lavorare da amministratore locale per cercare di dare risposte. E come partito politico lavoriamo su questo, lavoriamo sui contenuti, le liste, il nome, chi sarà. Sono questioni che purtroppo non competono direttamente a noi, ma competono ai leader che si troveranno. La nostra Presidente del Consiglio... Però sembra che per il Carroccio siano molto importanti, cioè le liste, i nomi che siano la base, cioè, mentre voi come Fratelli d'Italia state avendo un altro tipo di approccio a queste regionali, devo dire, un po' lo sta dicendo lei, come lo dice anche De Carlo, legato ai programmi, legato alla salda tenuta del centrodestra. De Carlo ha detto la squadra di centrodestra è imprescindibile. Certo. Quindi ecco, non si può negare che in realtà la Lega stia puntando il dito su altro in questa partita. Guardi, ha detto benissimo il coordinatore regionale e sposo ogni parola, perché è questo quello che dobbiamo fare. Io, tra l'altro, sono un cultore del centrodestra. Cerco di difenderlo, cerco di come dire, portarlo avanti. Dico sempre che laddove nei comuni non riusciamo ad andare insieme è una sconfitta di tutti, perché andare divisi è una formula che ai nostri cittadini non piace, perché i cittadini 9 volte su 10 votano il centrodestra perché è unito, perché governa bene, perché ha idee e proposte concrete. Quando non riusciamo a trovare la quadra è sicuramente un fallimento, è un fallimento di tutta la coalizione. Detto questo, io governo insieme alla Lega a Montebelluna. C'è qualcuno che rema per questo fallimento, secondo lei? Guardi, è ovvio che come dappertutto ci sono i falchi e ci sono le colombe, no? Ci sono i geni guastatori e c'è invece la diplomazia. Io penso che i veneti vogliano continuare con questo percorso virtuoso che ha messo in campo il centrodestra negli ultimi anni, per cui sia nel governo delle regioni che nel governo delle città e ovviamente con il governo del paese, perché ricordiamoci che oggi al governo del paese c'è una coalizione granitica di centrodestra che sta dando risposte concrete ai cittadini e noi dobbiamo cercare di
essere pronti a prendere e a continuare a lavorare su questa ipotesi. Se poi qualcuno, per personalismo, per velleità personali, antepone il centrodestra, antepone gli interessi dei cittadini al proprio tornaconto, ne risponderà nelle sedi opportune, ne risponderà nelle sedi di partito, però noi cerchiamo invece di continuare a lavorare, perché è questo che vogliono. Cioè noi non possiamo parlare per 500 giorni di chi sarà il prossimo governatore del Veneto, se sarà di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, perché ci tengo a ricordare che non è scontata la vittoria, perché ci confronteremo con, e ricordo a tutti, con un avversario, perché di questo si tratta, che non è all'interno del centrodestra ma è fuori dagli schemi del centrodestra, che è il centrosinistra, che ha ottimi amministratori e che potrebbe sfidarci con un candidato che potrebbe essere vincente se non siamo uniti. Se invece qualcuno vuole continuare a, come dire, invece di utilizzare la diplomazia, utilizzare i geni guastatori, insomma, che faccia quello che ritiene più opportuno. Se ne prende le sue responsabilità. Assolutamente. Allora, dobbiamo andare dalla nostra Vanessa Banzato. Mi scuso, ci state attendendo sotto la pioggia, ma volevamo in qualche modo chiudere questo ragionamento per poi tornarci. Vanessa, buongiorno. L'ennesimo episodio di vandalismo ci state denunciando. Raccontaci tutto. Buongiorno. Buongiorno Anna. Ennesimo episodio di vandalismo. Solo sabato eravamo a Rossano Veneto a raccontarvi di quelle tribune che erano state sradicate da alcuni giovani. Oggi siamo a Tezze sul Brenta perché l'altra sera, proprio davanti alla scuola elementare Cavallini di Stroppari, c'è chi ha ben pensato di vandalizzare in maniera pesante uno scuolabus. Si parla di una decina, una ventina di ragazzi, soprattutto giovani. Ci racconta tutto con noi il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Ci racconta tutto, sindaco, cosa è successo? Sì, venerdì sera verso le ore 23 i residenti qui della via di fronte hanno chiamato il mio vice sindaco Valerio Lago, segnalando appunto la presenza di un nutrito gruppo di ragazzi, circa appunto una ventina, che stavano facendo danni allo scuolabus che è qui parcheggiato in questo piazzale. Sono stati prontamente chiamati i carabinieri, una pattuglia era qua in zona e quindi nel giro di qualche minuto sono arrivati i carabinieri. Ovviamente i ragazzi se ne sono andati, sono fuggiti a destra e a manca e nelle vie, diciamo, del paese a fare altri danni. A quanto so, i danni fatti al pulmino sono ingenti, il pulmino della ditta Castellan di Cassola, che adesso mi risulta essere in officina. Tra l'altro, ecco, lei diceva, non soltanto hanno danneggiato il pulmino, ma mentre stavano scappando hanno fatto anche cose peggiori nei confronti delle case. Sì, certo, sono andati a levare dei dissuasori lungo la strada di via Pascoli e uno di questi lo hanno anche gettato all'interno di una proprietà privata. Fortunatamente non c'erano auto parcheggiate né persone presenti, ma sono anche stati rilevati questi passaggi dalle telecamere della sorveglianza di questa abitazione. Fortunatamente non è successo nulla, ma poteva anche succedere qualche danno più grave alle persone e alle cose. C'è rabbia? Rabbia e delusione, ecco, io dico sempre che sicuramente se questi saranno individuati dovranno pagare, però mi domando, i genitori non possono lasciare questi ragazzi andare di notte, no, alle 23 e oltre di sera senza poi chiedere dove sono andati. Il comune fa quello che può, le forze dell'ordine fanno quello che possono, ma l'educazione non può essere delegata alla scuola, delegata agli altri. Io credo che sia indispensabile che a casa questi genitori parlino con questi ragazzi. Fortunatamente sono un gruppo limitato, perché nel mio comune sono anche orgoglioso, ci sono tanti bravi ragazzi che si dedicano allo studio, alla scuola, allo sport e che insomma fanno del volontariato, quindi insomma non possiamo fare di ogni erba un fascio, ma questo gruppo che continua a girare per le vie del nostro comune a fare danni va sicuramente fermato. Anche perché non è la prima volta qui a Tezze proprio, soltanto qualche settimana fa ricordiamo i danneggiamenti fatti anche alcune statuine della Madonna, alcune statuine di Sant'Antonio, ancora una volta, insomma danneggiamenti fatti alla cosa pubblica e questa cosa pesa. Sì, pesa. In questo ultimo periodo insomma gli interventi per rimediare a questi atti vandalici sono stati notevoli. Ecco, speriamo sia finito.
un appello ulteriore ai genitori: controllate i vostri figli. Con questo, Anna da Tezze sul Brenta è tutto, ti ricevo la linea. Grazie alla nostra Vanessa Banzato e siamo nel Bassanese, Tezze, Rossano Veneto, il collegamento di sabato scorso sempre legato dagli atti di vandalismo. Claudio Borgia, come va a Montebelluna? È un tema quello dei ragazzi che nel loro tempo libero, come dire, se la prendono un po' con la cosa pubblica, oppure c'è anche il tema delle baby gang. Ecco, come gestire, come affrontare un tema del genere? Com'è la situazione a Montebelluna? Guardi, dico molto semplicemente che anche noi abbiamo avuto episodi insomma, di disagio giovanile, perché parlare di baby gang nel nostro territorio a Montebelluna è qualcosa, insomma, di, come dire, troppo, direi. Abbiamo avuto questi problemi, però devo dire che il sindaco ha preso in mano la situazione e è riuscito, con tutta una serie di azioni, sostenute ovviamente dalla giunta e dall'amministrazione, a risolvere i problemi, per cui diciamo che abbiamo intensificato, come dire, i controlli in centro soprattutto, ma anche nelle periferie. C'è una sinergia importante tra le forze dell'ordine, quindi i carabinieri e la nostra polizia locale, che si è resa disponibile a, come dire, lavorare oltre l'orario, quindi a fare delle ore in più, soprattutto nell'orario serale, e ringrazio il comandante Scarpa ovviamente e gli agenti. Per esempio c'è stato un caso la settimana scorsa dove qualche ragazzo è venuto a disturbare in biblioteca, in mezz'ora abbiamo risolto la problematica e la questioni di questa natura. È ovvio che ci sono gli strumenti, perché quando sento qualcuno dire che il governo deve fare di più, insomma, diamo tutta la responsabilità al governo, vorrei ricordare che ci sono stati dei decreti, tra l'altro anche il decreto Minniti, che ha dato, come dire, degli strumenti in più ai sindaci, e ci sono sindaci ovviamente che più di altri utilizzano questi strumenti, e il governo sta intensificando proprio in questo momento tutta una serie di situazioni in merito alla sicurezza, per esempio con le forze dell'ordine, perché siamo il governo che più ha investito in nuovi poliziotti, quindi nuovi equipaggiamenti anche per la polizia. Insomma, c'è un lavoro che è stato fatto ed è un lavoro, adesso è in approvazione il DL sicurezza, abbiamo lavorato sul contrasto per esempio alla droga, ci sono stati degli investimenti importanti da parte del governo. È ovvio che a tutto questo ci deve essere anche una magistratura che attua le leggi e quindi, come dire, che applica le leggi. E quindi, ha visto la protesta che c'è stata, sì, nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario? Io penso che tutto si possa dire, ma insomma, che Nordio non sia un ministro equilibrato, equidistante, tra l'altro ha fatto il magistrato, quindi sa i problemi reali, e che ha in mente una riforma che possa cambiare in meglio il nostro paese, insomma, mi sembra difficile che non la si possa pensare in questo modo. Mi rendo conto che dall'altra parte alcuni magistrati la possano pensare in modo diverso, però credo che questo governo sul tema della giustizia debba andare avanti, perché sappiamo tutti che in questi ultimi anni soprattutto abbiamo anche noi amministratori locali delle lamentele da parte di una giustizia che talvolta è troppo lenta, non c'è una certezza della pena concreta in taluni casi, insomma bisogna lavorare, ecco, deve esserci una sinergia totale su questi temi, no? Quindi sia la giustizia ma soprattutto le amministrazioni locali, il governo, insomma ci deve essere la magistratura, ci deve essere un lavoro certosino fatto da tutti che possa migliorare sempre quello che dico, cioè la qualità di vita dei cittadini, perché i cittadini si devono sentire sicuri e devono pensare, nel momento in cui si avvia una causa, che questa causa duri il meno tempo possibile e si arrivi ad una decisione certa, quindi l'applicazione delle leggi è sacrosanta.
Senta, vorrei tornare un attimo sui vandalismi, perché anche oggi che si celebra la giornata della memoria ci sono stati nel Vicentino, non qui insomma nel Trevigiano, ci sono stati degli atti di vandalismo, sono state imbrattate alcune locandine di eventi legati appunto alla giornata della memoria. Andrea Martella scrive: l'antisemitismo non è un problema solo per gli ebrei, riguarda tutti, ognuno di noi, tocca questioni fondamentali come l'utilizzo politico e ideologico delle religioni. L'identità. In un momento storico come questo, questa è una giornata, quest'anno, una giornata della memoria molto particolare, anche alla luce insomma dei conflitti che abbiamo visto e a distanza stiamo seguendo. Possiamo fare qualcosa in più secondo lei per abbassare questo livello di tensione che c'è nella nostra società? Guardi, credo che le amministrazioni locali e il governo stiano facendo molto, soprattutto sul tema della prevenzione, perché di questo si tratta, no? Educare all'interno delle scuole, e su questo i nostri insegnanti, che ricordo essere i migliori d'Europa e li ringrazio, fanno un lavoro straordinario, quindi tanto viene fatto, perché oltre a questo ci sono investimenti da parte delle amministrazioni, no? Sui temi, no? su per esempio la lotta al bullismo, sul tema appunto dell'educazione e sull'educazione civica, sul rispetto degli altri, no? Anche sull'approfondimento di questioni storiche, no? Come quelle che oggi ricordiamo, come appunto la giornata della memoria. È ovvio che a questo ci devono aiutare soprattutto le famiglie, che in casa devono, come dire, continuare quel percorso importante che viene fatto da tantissimi, e dove si insegnano valori, ma si devono insegnare a partire dalla famiglia, per cui è ovvio che non è solo spiacevole, è veramente triste e tragico vedere che nel giorno della memoria come nel giorno del ricordo ci siano ragazzi che deturpano i luoghi sacri, anche perché questa forma di sfida, no? In questo modo significa che non abbiamo imparato molto. E poi soprattutto spero che quello che abbiamo vissuto 70 anni fa, 80 anni fa, sia un monito per tutti, sia un monito per ovviamente quello che sta succedendo in Medio Oriente, sia un monito per quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia. Spero insomma che si possa arrivare ad una pace condivisa, perché scenari come quelli che abbiamo vissuto nel Novecento poi non possano ricapitare, anche se nell'ultimo periodo insomma le guerre che stiamo tutti vedendo e i bambini che muoiono, le famiglie, le faccio vedere un'altra donne, cosa, Claudio insomma. Borgia, la devo bloccare perché c'è la nostra Valentina Visentin davanti al nuovo murales di Heavy Rain. Siamo a Padova, guardate che cosa è comparso in questi giorni. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Il nuovo murale di Heavy Rain ha già creato polemica e lo vedete qui parzialmente vandalizzato, ma è comparso un giorno fa. Il soggetto è Elon Musk, l'imprenditore, il multimiliardario, imprenditore di Tesla, al centro della cronaca per il saluto romano fatto durante l'insediamento del presidente americano Donald Trump. Da Musk con la U a Musk con la A, come una vocale può cambiare, in questo caso è la maschera che Elon Musk si strappa dal volto e rivela il vero volto di Hitler, un murales che ha già ovviamente creato polemica per la sua provocazione, che non è nuova a questo street artist padovano, visto che già in passato aveva raffigurato la premier Meloni insieme al boss Matteo Messina Denaro in un murales che poi è stato rimosso. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentina. In realtà io, Borgia, però vorrei approfittare della sua presenza per tornare un attimo sulle regionali, no? Allora, il sondaggio che propone Ring questa sera è legato alla lista dei sindaci per Zaia, prove muscolari dalla raccolta firme alla lista dei sindaci. Lei ben sa, da amministratore sul territorio, quanto chi opera e lavora sul territorio possa portare come dire, di voti in dote, proprio perché è sul territorio e è in mezzo ai cittadini. È una prova che potrebbe funzionare come una sorta di ricatto all'interno di un'alleanza, tante firme in dote, tanti nomi di sindaci in lista. Potrebbe essere messo sulla bilancia per chiedervi di fare un passo indietro?
Guardi che... come candidato. No, voglio far presente che i sindaci non li ha solo la Lega, i sindaci li ha anche Fratelli d'Italia. Ricordo che alle ultime elezioni provinciali, proprio in provincia di Treviso, Fratelli d'Italia è passata da, nel 2022 se non sbaglio, a circa una settantina di amministratori locali che avevano sostenuto i nostri candidati a 343 amministratori locali della Marca trevisana che hanno sostenuto la lista di Fratelli d'Italia. Ecco, circa il 31% degli amministratori locali di tutta la provincia di Treviso. Quindi se qualcuno pensa di spaventare l'alleato perché pensa di avere gli amministratori locali e di pensare che invece i Fratelli d'Italia non li abbia, non è così, nel senso che noi siamo preparati, noi abbiamo amministratori locali, abbiamo sindaci, credo che questo sia purtroppo, come dicevo prima, un po' il gioco delle parti, no? Però noi non vogliamo scendere in quel campo, perché non è un campo che ci appartiene, no? Quindi non saremo mai tirati per la giacca e non scenderemo mai a quel livello, dico, di discussione, no? di lotta nel fango. Perché? Perché, ribadisco, i cittadini veneti non lo capirebbero, i cittadini veneti ci vogliono uniti. Quindi se qualcuno non vuole come dire, percorrere la via dell'unità oggi, la percorreremo noi e ci faremo carico come dire, anche degli altri, e quindi porteremo tantissima pazienza, cercheremo di andare avanti, anche perché, come ho detto in una trasmissione, la pazienza, purtroppo io ne ho da vendere, però non la definisco io, no? La definisce... Si è allenato nel tempo, Sì, beh, assolutamente, fin da ragazzo, fin da quando a 18 anni, non mi ricordo quanti anni avevo, come dire, difendevo i 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi guardi, ne è passato di tempo, ho fatto tantissime battaglie identitarie di valore e sono ancora qui e continuerò ad esserlo. A prescindere da questo, appunto, la pazienza la definisce la nostra leader e ha detto che insomma bisogna cercare di mantenere la barra dritta, di non litigare sui giornali, di non discutere nelle TV, lo ha fatto nella conferenza stampa e noi rispondiamo, perché a differenza di altri qualsiasi decisione arriverà dal tavolo del centrodestra noi la rispetteremo, perché abbiamo una leader, siamo un partito che rispetta le regole all'interno del partito e soprattutto abbiamo dimostrato col tempo di essere persone di valore, perché ricordo che Fratelli d'Italia alle ultime elezioni politiche ha preso il 32%, alle ultime elezioni europee ha preso il 37%, alle amministrative, perché qualcuno in provincia di Treviso, poi sicuramente anche nelle altre province, ha eletto sindaci, quindi abbiamo, come dire, raddoppiato, più che raddoppiato i nostri sindaci in provincia di Treviso, quindi noi stiamo cercando di lavorare. Fratelli d'Italia a livello nazionale è il primo Fratelli d'Italia all'interno, insomma, di tutte le regioni esprime la migliore in Veneto percentuale, quindi ecco, la volevo spiegare meglio. Chiaro, ecco, quindi insomma è ovvio che noi abbiamo tutte le carte in regola per cercare di essere presi in considerazione. Quindi, insomma, raccogliere firme può avere un senso fino a un certo punto. Ogni movimento politico fa quello che ritiene giusto fare. Noi parliamo di temi e cerchiamo di portare proposte, altri raccolgono le firme, altri ancora utilizzano un altro metodo, ognuno ha il metodo che ritiene. Certo è che è, credo, svilente parlare per 500 giorni di chi sarà il candidato, il terzo mandato, cioè a un certo punto io che sto in mezzo alla gente come tantissimi altri amministratori, ma in generale del centrodestra, la signora Maria che ci ferma è stanca di sentirci litigare o di parlare di questo, dice ciao, bisogna parlare dei problemi e bisogna capire come risolvere i problemi. Grazie Claudio Borgia, l'ho un po' Grazie punzecchiata, ma insomma era importante. Beh, qui c'è tanto da punzecchiare, quindi non ho paura, non ho timore. Ecco. Buon lavoro, grazie mille, grazie a lei, coordinatore a tutti. provinciale di Fratelli d'Italia. Pochi secondi di pubblicità e poi qui con noi Andrea Martella, quindi ne avremo da discutere anche in questo senso, sempre in tema di regionali. Vi aspetto.
Eccoci ben ritrovati, prima edizione, avete appena ascoltato il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, l'avevamo in qualche modo anticipato partendo comunque con la cronaca e con il collegamento della nostra Lina Paronetto dal Tribunale per l'udienza dell'omicidio Anica, ma che questa sarebbe stata una puntata dedicata anche alla politica. Non a caso vi facciamo rivedere il sondaggio di Ring di questa sera, regionali, una lista di sindaci per Zaia, idea vincente, e ovviamente avete i contatti per partecipare. Grazie ad Andrea Martella, senatore Andrea Martella, per essere qui con noi, segretario del Partito Democratico del Veneto. Allora io vorrei partire forse proprio da questo sondaggio anche con lei. C'è il Carroccio che sta facendo una prova muscolare, sta tentando una prova muscolare importante, dalla raccolta firme alla lista dei sindaci. La Lega ha sempre puntato molto sui suoi amministratori locali. Ecco, prima Borgia ha detto dobbiamo avere pazienza, descrivendo un po' la dialettica che c'è all'interno del centrodestra. Come la commenta lei questa dialettica? Ma io penso che in Veneto si chiuda un ciclo politico e si chiuda anche male, con divisioni e una lotta per il potere all'interno del centrodestra. Non hanno a cuore gli interessi dei cittadini del Veneto e si occupano sostanzialmente solamente di quello che potrà avvenire in futuro, forse non mettendo in conto che in questo modo stanno stancando i cittadini e non occupandosi delle questioni concrete lasciano problemi aperti. Poi devo dire che queste divisioni faranno comunque, dovessero unirsi, perdere la faccia a qualcuno. Mi pare che siano andati molto oltre, sia con le parole che con le scelte. Infine questa sorta di chiamata del popolo che sta facendo, che la Lega ha così denominato a proposito delle firme per Zaia, mi pare davvero patetica. Noi raccogliamo le firme per la sanità, noi raccogliamo le firme e andiamo in piazza per i problemi dei cittadini, a cominciare dalla salute, e loro raccolgono le firme per Zaia. È davvero qualcosa di patetico, mi pare anche fuori dalla realtà. Allora vi facciamo vedere il servizio che è stato realizzato dalla redazione di Treviso di ieri con queste dichiarazioni che in qualche modo lei oggi, senatore, sta commentando. Zaia ha proprio parlato di chiamata di popolo, ve la facciamo sentire, poi commentiamo in studio. Io non ho promosso questa raccolta, ringrazio per questa attestazione di stima, so che molti cittadini vanno a firmare, che magari i cittadini che non fanno politica. È una chiamata di popolo, come ho detto fin dall'inizio va bene tutto, però non si può fare tutto a prescindere dalla volontà del popolo. Dopodiché guardate, io non sto portando avanti battaglie personali, quello che dovevo dire l'ho detto, penso a lavorare e oggi sono qui a incontrare operatori come sempre. Una chiamata di popolo, così Luca Zaia da Caorle, dove si trova per la Fiera dell'Alto Adriatico, definisce la mobilitazione leghista del fine settimana con 10.000 firme raccolte sui nodi del terzo mandato e del candidato presidente per le prossime regionali, raccolta firme che sta tonificando la base, militanti e non. Nonostante il maltempo, i grandi militanti della Liga Veneta sono scesi in piazza con i loro gazebi a difendere la nostra linea del Piave. Questa mobilitazione, che andrà avanti anche per i prossimi 2 fine settimana, voluta dal segretario Stefani, dimostra che c'è un movimento unito e compatto che sta urlando a grande voce che il Veneto va ai veneti. Toni Barricaderi, quelli di Villanova, nelle ore in cui il portale Affari Italiani diffonde i risultati di un sondaggio commissionato all'Istituto Demoscopico Lab 21.01, secondo il quale il 67,7% degli italiani, la stragrande maggioranza, vuole che venga cancellato il vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione, consentendo così a Luca Zaia e a Vincenzo De Luca di ricandidarsi in Veneto e in Campania. Terzo mandato, retaggio storico da superare, le parole che usa lo stesso Alberto Stefani, segretario veneto del Carroccio, mentre tocca a Gianangelo Boff usare toni all'apparenza più morbidi con gli alleati. Il deputato leghista, sindaco di Tarzo, indica la strada della saggezza. Il centrodestra è solido, sta governando bene insieme, secondo me una soluzione la si troverà anche per il Veneto. È ovvio che Fratelli d'Italia non può prescindere alla storia che noi abbiamo come Lega qui in Veneto con Luca Zaia, con i bravi amministratori che abbiamo, con i tanti comuni che amministriamo. Secondo me alla fine si arriverà a una soluzione saggia che consentirà di governare insieme in Veneto e anche a Roma.
Andrea Martella, una soluzione saggia, no? È quella che si prospetta, una dialettica che va avanti, peraltro dobbiamo dirlo, insomma, da diverso tempo, e poi alla fine ci sarà la soluzione saggia. Ma io non so se ci sarà, in ogni caso dovesse esserci una soluzione da parte loro unitaria, credo che non sarebbero più credibili per governare il Veneto, perché tutte queste divisioni, questi strappi, non essersi occupati in realtà dei problemi del Veneto li rende meno affidabili, meno credibili. Poi vorrei dire, ho sentito parlare di chiamata di popolo, bisognerebbe, come dire, avere una certa accortezza quando si parla. Si è detto 12.000 firme, non mi pare che sia il popolo. Pare un po' pittoresco e patetico definirla in questo modo. E infine Zaia dice di non saperne niente, ma da mesi e mesi pare che la sua unica preoccupazione sia solamente avere un terzo, nel suo caso quarto mandato. Questa è l'unica priorità che viene mandata avanti, come se questa fosse davvero la priorità per i veneti. Schlein, qui in Veneto, pochissimi giorni fa era presente anche lei, ha parlato di stiamo lavorando ad un'alternativa. Come si sta muovendo il Partito Democratico per queste regionali? Si sta muovendo costruendo un'alleanza di forze politiche e civiche di centrosinistra, ma anche con liste impegnate nel territorio. Un'alleanza che abbiamo già messo in campo, con la quale ci riuniamo per definire il nostro programma, soprattutto il nostro progetto per il Veneto del futuro, e con la quale ovviamente nei prossimi tempi e anche abbastanza rapidamente dovremo definire il candidato o la candidata, senatore, che dovrà guidare questo progetto. Si è lasciato scappare anche un femminile, no? C'è una rosa a cui state lavorando? No, me lo sono lasciato scappare volontariamente, nel senso che è chiaro che ci può essere una scelta per un nome di una donna o di un uomo e non c'è nessuna corsa al nome senza però che questo nome corrisponda a quel progetto. Sarà la persona che interpreterà meglio questa nostra sfida, che potrà parlare ai veneti e che potrà dire finalmente si può cambiare. Potrebbe essere un nome civico, senatore, o lo volete saldamente agganciato al Partito Democratico? Abbiamo visto che negli anni, insomma, questa scelta dal PD è stata anche fatta. Ma non c'è ancora una scelta in questo senso. Non sceglieremo insieme in maniera unitaria, in maniera partecipata, in maniera collegiale, in maniera paritaria. E sceglieremo il nome migliore, non so se sarà quello di un politico o quello di un civico, sicuramente sarà il nome che unisce di più e più in grado di vincere. C'è anche la partita di Venezia, un'altra partita importante, non solo le regionali ma anche la città di Venezia, una città che abbiamo visto davvero ha diverse esigenze e grandi complessità. Come possiamo definire la partita veneziana? Beh, una partita nazionale importantissima, un ciclo politico, quello di Brugnaro, che si chiude, una vicenda giudiziaria di cui vedremo l'esito, ma un acclarato conflitto di interessi ramificato nella città di cui ci si deve al più presto liberare. Una città che ha bisogno di una svolta politica e amministrativa, di tornare ad essere la capitale universale che è, la capitale della virtù, e non sicuramente una città offuscata da chi magari non ha saputo interpretare il bene pubblico nella maniera migliore. E quindi penso che bisognerà mettere in campo un grande processo di coinvolgimento dei cittadini, in un progetto per ridare un senso alla comunità, con al centro questioni che possano fare in modo che Venezia ritorni a essere quella città unica e speciale che è e che nel corso di questi anni ha perso di Tra l'altro io so che lei, essendo veneziano, questa questione la sente molto, no? Anche nel cuore, no? Nonostante le sue varie legislature a Roma e quindi la sua presenza a Roma, lei da veneziano insomma, ha sempre con grande malinconia, no? Visto i grandi problemi che la città sta attraversando. Beh, io l'altro giorno, parlando in questo convegno pubblico che abbiamo fatto a Mestre con la Schlein, ho detto che vedo con un certo dolore e anche con un certo sentimento, diciamo disdegno, il fatto che Venezia sia associata a cronache giudiziarie piuttosto tristi, come se fossimo gli ultimi
giorni dell'impero, e siccome guardiamo a Venezia, come ha detto lei, con amore, anche con rispetto, con orgoglio, perfino con un po' di soggezione rispetto a quello che la città è, penso che bisognerebbe essere capaci di introdurre questa svolta. Il centro-sinistra si è già organizzato a livello veneziano e io penso che saremo in grado di interpretare non solo un cambiamento ma anche un modo di governare del tutto diverso da questi ultimi 10 anni. Allora, restiamo a Venezia, abbiamo visto con Filippo Fois la cerimonia per la giornata della memoria, sono passati 80 anni, lei ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, no? Il giorno della memoria, l'antisemitismo non è una questione che riguarda solo gli ebrei, riguarda tutti, e tra l'altro la stiamo raccontando oggi all'indomani dell'ennesimo imbrattamento di un manifesto, siamo nel Vicentino, la notizia è davvero di poche ore fa, un manifesto con alcuni appuntamenti legati alla giornata della memoria, è stato imbrattato. No? Quindi si percepisce questo sentimento ancora che divide questo paese. Ci sono delle ragioni secondo lei? Guardi, io ho partecipato ieri alla giornata della memoria al Teatro La Fenice a Venezia e oggi siamo impegnati come Partito Democratico in vari momenti. Si tratta di ricordare, si tratta di conoscere, e siccome non si può condividere si tratta sicuramente di conoscere per non dimenticare, per non cadere nell'indifferenza, per non cadere nell'oblio. E naturalmente significa attribuire delle responsabilità a quello che è avvenuto e sempre distinguere tra il bene e il male. E naturalmente significa anche nella società attuale sapere che è insopportabile questa ondata di antisemitismo che è venuto, che ha denunciato la stessa senatrice Segre, che va contrastata, e non è un fatto che riguarda, come ho detto, gli ebrei, ma che riguarda tutti quanti noi, perché ha a che fare con la democrazia, con l'inclusione, con l'esclusione e quindi con la necessità di avere un impegno da parte di tutti per costruire una società migliore, perché per farlo è necessario ricordare e avere dei valori comuni. Lei era presente all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia in Corte d'Appello, l'abbiamo vista, noi abbiamo trasmesso tutta la cerimonia in diretta e ha colpito un po' tutti, anche se era atteso questa levata di scudi, quando tutti i magistrati hanno scelto di uscire dall'aula, quando ha preso parola il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, per poi peraltro rientrare una volta finito il discorso. Sì, una protesta simbolica ma molto significativa da parte della magistratura contro questa riforma della giustizia che è stata definita della magistratura più della giustizia, che è profondamente contrastata dalla magistratura, in quanto si ritiene che i meccanismi che vengono introdotti per la composizione del CSM, a cominciare dal sorteggio, non siano adeguati e soprattutto che ci sia il rischio di come dire, rendere la magistratura meno indipendente e meno autonoma dal potere esecutivo. Siamo riusciti, grazie a Francesco Ceron e al nostro Tommaso Failero hanno ripescato, no, in tempo reale, grazie, le immagini, hanno denunciato in questa sede, senatore, la grave carenza di organico, no? Addirittura una cosa che personalmente a me ha colpito molto quando si è parlato di non vogliamo più continuare a percepire una maternità come una sventura. Personalmente a me sono venuti i brividi, è una frase fortissima, fortissima, non detta a caso. Come intervenire secondo lei per guarire questo problema che poi di fatto rende la giustizia non tale agli occhi dei cittadini? La giustizia c'è quando è tempestiva, se non lo è non è giustizia. Certo, la protesta dei magistrati è stata in maniera specifica contro questa riforma che rischia, come dire, di ledere l'autonomia della magistratura rispetto al potere esecutivo, ma è stata anche molto significativa per tutti gli altri dati che sono stati messi in evidenza. È stata anche una grande manifestazione di preoccupazione per gli organici, per il numero dei giudici, per il personale, per le sedi, per la situazione carceraria. Ne è venuto anche un appunto sia dai magistrati che dagli avvocati rispetto al fatto
che per esempio in una situazione di questo genere si stia decidendo di fare un nuovo tribunale come quello della Pedemontana. È come se questo governo non guardasse le priorità e rispondesse più ad una logica di bandiera piuttosto che a garantire, come lei ha detto, una giustizia efficiente, in grado di rendere le pene davvero scontate, cioè che vengano scontate davvero le pene, e che mettendo nelle condizioni i giudici di fare il proprio lavoro. E nei tempi adeguati. Ultimo tema, e per quello fare delle questo carceri. ci vuole il personale, ovviamente. L'ha citato lei, quello delle carceri. Voi come Partito Democratico state insistendo davvero molto su questo tema. Lei è stato in visita a diverse carceri proprio per portare la propria testimonianza della situazione, e devo dire che quello che voi avete sempre sostenuto è emerso con molta forza dalle relazioni. Assolutamente sì, io ho sempre detto che la condizione delle carceri è uno dei segni della civiltà di un paese. Se le carceri si trovano in certe condizioni vuol dire che il nostro paese non è civile, non è completamente civile, non risponde nemmeno a quello che è il dettato della Costituzione. Abbiamo messo in evidenza, ed è emerso con chiarezza all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che c'è un problema di personale, c'è un problema di sovraffollamento, c'è un problema di presenza di personale sanitario e di educatori, c'è un problema di formazione, di lavoro, di garantire tutte quelle attività che possono permettere il reinserimento anche nel mondo lavorativo una volta che i carcerati hanno scontato la loro pena. Questo quadro è emerso con parole nettissime da parte della magistratura, anche con una polemica, giustamente, secondo me, su qualche esponente del governo che invece aveva dichiarato una intima gioia nel vedere non respirare più chi viene trasportato in carcere. L'abbiamo sentita. Andrea Martella, grazie per essere stato Grazie con noi. a voi. Restiamo in attesa di vedere insomma, qualche nome. Siamo anche noi curiosi di capire come si sta muovendo il centro-sinistra per questa partita delle regionali. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, ovviamente buon lavoro. Anche voi, buongiorno, buon lavoro. Andiamo in pubblicità, ancora tra pochissimo con Prima Edizione, vi aspetto. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno e buon inizio settimana. Abbiamo fatto il pieno di politica con un dibattito di fatto con il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, poi a seguire il segretario regionale del Partito Democratico. Il tema evidente è quello delle regionali, con la raccolta firme lanciata dal Carroccio nella giornata di sabato, ed è un tema di cui si occupa anche il sondaggio di Ring di questa sera, che vedete, eccolo qui, è apparso in sovraimpressione, così potete segnarvi i contatti per partecipare al sondaggio. Cambiamo registro e vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Abbiamo Davide Stefanato, attore e produttore ovviamente, e Igor Barbazza, attore e produttore. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi ragazzi. Allora, sapete, avete visto insomma nell'ultimo periodo la sitcom Cancellazione Gratuita, che davvero devo dire ha colto nel segno, nel senso che si utilizza il linguaggio di adesso, questo linguaggio molto veloce, facile, che arriva velocemente ma che strappa una risata, e devo dire insomma ce n'è un po' bisogno, visto che anche noi come giornalisti stiamo dando notizie di tutt'altra natura. Si riparte venerdì 20 e 10, una buona giornata. Ebbene sì. Ebbene sì. Allora, prima di darvi la parola, ne abbiamo tante da dire, però vi facciamo vedere il trailer che sta andando in onda in questi giorni su Antenna 3, così avete già un assaggio di come sarà una buona giornata. Passo a prenderti tra un'ora. Penso che il biroccio non monterò mai. In che senso Fradei Corona? Fradei Corona, uno semo, st'altro mona. Ma cosa sei? Non si capisce niente. Dove dobbiamo andare? Tu vai di là e io vado qua. Sai cosa penso? Che a questa eredità ci tengo più io di te. Uno semo e st'altro mona, ma non che serve skate. Sai che ti dico? Che oggi è stata una buona giornata. Una buona giornata. Da venerdì 31 gennaio, ore 20:10, su Antenna 3.
Una buona giornata, come si fa a rendere una giornata buona, Davide? Bah, allora, il fatto è che una buona giornata è fondamentale per renderla buona, viverla nel modo più positivo, nel senso che le cose succedono, imprevisti succedono, come imprevisti succedono a questi due fratelli, che sono due fratelli divertenti, buffi, simpatici, molto diversi l'uno dall'altro, e il loro nonno lascia a loro questa eredità che ha uno scopo, che è riavvicinare questi due fratelli, e mentre loro cercano questa eredità a bordo di questo pulmino, in qualche modo, ne capitano di ogni. E infatti, come li chiama il nonno, sono i Fradei Corona, che in Veneto è uno Semo e st'altro. Vabbè, fate voi, decidete voi. Allora, fratelli come erano Bruno e Biagio, Igor, di Cancellazione Gratuita, quindi voi comunque la vostra coppia nella vita, ma anche nella sitcom, è sempre quella della dialettica dei fratelli tanto diversi quanto capaci, insomma, di vivere assieme, di stare assieme. Sì, assolutamente sì. È nata questa dinamica, appunto, come dicevi te, di coppia qualche anno fa. E devo dire che sta funzionando, siamo in tournée con i nostri spettacoli teatrali, il desiderio grande è quello di portare la fiction nel nostro territorio veneto. Per far questo abbiamo iniziato con delle piccole cose. Cancellazione Gratuita è stata finanziata da un'azienda importante, Came, in particolar modo devo ringraziare Andrea Menuzzo, no? Il CEO dell'azienda, che crede in questo tipo di prodotti, anche perché uniscono sicuramente, come hai detto te, risate, divertimento, ce n'è bisogno, ha un modo originale anche di veicolare determinati prodotti, che in questo caso sono quelli dell'azienda Came, in maniera però molto equilibrata, quindi non diventano protagonisti, certo, però sono presenti. Qui invece veicoliamo il nostro territorio attraverso, appunto, come diceva Davide, le vicende simpatiche e divertenti di due fratelli che non sono proprio due fenomeni sotto certi punti di vista, però questo genera sicuramente risate, divertimento e leggerezza. Allora, Igor, tu hai parlato di far entrare un po' la fiction, proprio perché la fiction ha delle sue regole molto precise. Sono delle regole che incontrano oggi le esigenze del pubblico, possiamo dire così, cioè questo approccio molto veloce con dei contenuti in cui ci si può in qualche modo anche immedesimare. Sì, la fiction sicuramente porta avanti un criterio importante che è l'immedesimazione, la fidelizzazione soprattutto, no? Molte persone ci stanno fermando per strada. Quando andrà in onda la prossima serie, che belli, che divertenti, che simpatici, il pubblico si sta affezionando a Igor e Davide, che di conseguenza vanno in scena portando Cancellazione Gratuita prima, Una buona giornata oggi, e poi vediamo in futuro, che la volontà è quella comunque di proseguire, di continuare magari con una seconda serie, come insegnano i mostri sacri, no? Abbiamo avuto la fortuna io e Davide di lavorare su scala nazionale, un medico in famiglia 8, 9, 10, che Dio ci aiuti, eccetera, un passo dal cielo, quindi anche noi vorremmo dar seguito. Faccio un po' il passo indietro velocemente. L'idea di portare la fiction qua significa creare un piccolo polo di produzione e dare spazio anche ai ragazzi che noi abbiamo nella nostra accademia, con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, che hanno voglia di studiare, sì, ma anche di testare sul campo le loro qualità, le loro abilità, e noi oggi questo lo stiamo facendo, cioè stiamo portando tanti ragazzi all'interno dei nostri set. E questa è una soddisfazione della quale io non ho potuto godere, perché anni fa non era così. Non era così, no, assolutamente. Voi avete dato vita a Restera Produzioni, fate dei corsi non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti, devo dire, quindi davvero aspettiamo, no, ma io ma volentieri, anche perché ovviamente imparando, no, il teatro si riesce anche a modulare se stessi in diverse situazioni che poi nella vita si possono incontrare, quindi si riesce davvero ad entrare anche in altri personaggi e provare a testare su se stessi nuovi io, e quindi credo che sia un esercizio davvero molto interessante da fare, un esercizio forse che consiglierei a chiunque. Voi avete fatto anche un bel campus estivo, se non ricordo male, offrendo questa possibilità ai ragazzi. Allora guarda, io rispondo alla tua domanda, però vorrei dire prima una cosa ai telespettatori, perché sta comparendo in sovraimpressione, né io né Igor Barbazza siamo tra i sindaci di Zag, cioè volevo dirlo non sono candidati per ora, perché ho visto è un attimo associare le due cose. Stiamo facendo molte iniziative molto belle, sia per i ragazzi sia per gli adulti. Cerchiamo di far vivere delle esperienze particolari, uniche, quindi portiamo quelli che sono i nostri allievi e anche portiamo i dipendenti delle aziende molte volte, perché noi entriamo all'interno delle aziende, li catapultiamo all'interno di un set cinematografico. Cosa vuol dire fare cinema? Vuol dire vivere delle esperienze che normalmente, chiaramente, quando lo vedi e basta non te ne rendi conto, quindi cerchiamo di fare in modo di regalare 1 o 2 giornate agli allievi
allievi oppure ai dipendenti delle aziende che sono interessati, una giornata in cui si va a realizzare un vero e proprio film, un cortometraggio per carità, però un vero e proprio film, è un'esperienza molto forte, anche faticosa, ma quella fatica bella, finisci la tua giornata, alla fine delle riprese, di lì a poco vedrai il tuo splendido cortometraggio proiettato. Significa che il cinema diventa anche più accessibile, sì, no? questa, Davide si sta riferendo alle nostre attività di formazione che facciamo da un po' di anni all'interno dell'azienda, quindi noi entriamo in azienda, facciamo attività di public speaking oppure team building e attraverso, nel caso del team building, che noi abbiamo chiamato field building, attraverso il divertimento e la fatica, perché comunque far respirare a queste persone il set non è facile, creiamo appunto quest'unione, cioè rafforziamo il concetto di gruppo, cioè tutte quelle attività che si fanno quando si svolgono questo tipo di iniziative. Un'altra domanda che vorrei farvi è questa: come lo possiamo descrivere lo humor di oggi? No? Voi andate in scena con humor, ma è cambiato rispetto ad una volta? Che tipo è il vostro humor e di che tipo di humor c'è bisogno oggi? Allora, lo humor da un certo punto di vista non cambia mai, le regole dell'umorismo sono quelle, le regole della comicità sono quelle. Chiaramente cambiano le tematiche, cambiano i ritmi, cambiano i tempi. Il nostro umorismo è un umorismo popolare, lo chiamiamo pop, nel senso che è popolare. A noi piace far divertire in maniera trasversale, dal bambino all'adulto, all'anziano, e ci piace moltissimo il processo di riconoscimento delle persone anche nei confronti del proprio territorio. Noi, molti dei nostri spettacoli, non tutti, ma molti dei nostri spettacoli virano verso il Veneto, perché ci piace il fatto che anche la lingua veneta venga valorizzata e di conseguenza io da qui in poi farò tutto parlando così, va bene? Vabbè, ma ci capiamo perfettamente, no? Igor, Veneto, territorio, l'abbiamo visto nel trailer, c'erano le colline del Prosecco, poi mi avete citato anche Caorle se non sbaglio, quindi devo dire è anche bello immaginare che voi possiate portare in scena il territorio. Beh, diciamo che la furbata, da un punto di vista appunto di sceneggiatura, dove il nonno dice io vi lascio questa mappa del tesoro, no? Affinché voi possiate arrivare alla tappa finale per scoprire quale sarà l'eredità. È un viaggio attraverso alcune bellezze del nostro territorio, perché sai, girarlo tutto bisogna arrivare alla 10ª edizione, ma non si sa mai, ci arriveremo pian piano. Quindi sono 4 puntate dove noi racconteremo la nostra pianura. Nella seconda puntata la collina prevalentemente, terza puntata la montagna e l'ultima puntata il mare. Quindi abbiamo cercato in un tempo abbastanza breve di poter raccontare varie zone. Speriamo di poter continuare proprio per andare a raccontare ai nostri amici veneti le altre zone belle, perché sai, tieni conto, quando noi abbiamo fatto qualche sondaggio, abbiamo chiesto ad alcune persone di Belluno con cui oggi noi stiamo collaborando, ma voi il cimitero dei Burci lo conoscete? No. E questo è grave, perché tu dici io è vero che sto portando in scena i veneti e sto andando in onda su Antenna 3, ma io racconto il mio territorio ai nostri veneti e non solo, perché poi il bacino d'utenza di Antenna 3 è ovviamente molto ampio, però intanto mi preoccupo di raccontare a una persona che sta in montagna quanto è bello il mare nostro e viceversa. È pazzesco, quindi noi ti portiamo delle cose tangibili, reali, dove paradossalmente l'estremo nord non conosce il Veneto Sud, chiamiamolo così, ed è una cosa anche che strana. Rapporto c'è tra i due fratelli? Entriamo un attimo nel personaggio, vi descrivete un po' in modo da dare già qualche ingrediente ai nostri telespettatori. Allora, Davide? sono 2 personaggi che hanno fatto delle vite un po' diverse. Il personaggio interpretato da Igor, che si chiama Zeno, ma come lo chiamo io, Zeno, Zeno con la Z ovviamente, ha vissuto lontano dal Veneto, ha fatto delle esperienze ed è una persona estremamente entusiasta nei confronti della vita, vuole buttarsi in tutte le esperienze che arrivano. Invece Pietro, interpretato, è un più razionale, più legato alle cose concrete. Partire così all'avventura senza sapere dove si va e perché si va, un po' di fatica lo fa. Il fatto sta che questa eredità del nonno nasce proprio con questo scopo, cioè avvicinare 2 fratelli, quindi il concetto della famiglia, che per vari motivi si sono separati. Chiaramente il rapporto tra i 2 è un rapporto di enorme affetto, ma ci sono i contrasti che nascono dalle diverse personalità, chiaramente. Aggiungo una cosa importante però, noi partiamo sempre in fase di scrittura da uno stereotipo tipico veneto, ma non distruggiamo mai i veneti. Cosa che sarebbe molto facile fare, no? Va in scena, 4 barzellette, c'è sempre il Veneto, l'imbriagon, la servietta, come eccetera. peraltro è capitato, no? Non è il nostro stile, primo, anzi noi andiamo ad esaltare sempre la figura dei Veneti, tutto quello che hanno lasciato
i veneti prima di noi. E seconda cosa, la nostra comicità non passa attraverso le parolacce, che tornando alla domanda che tu hai fatto prima, oggi funziona, no? Portare in scena determinate... Invece noi cerchiamo sempre di scrivere per un pubblico trasversale, cioè dal bambino all'adulto fino all'anziano. Guarda, anche questo è un passaggio importante, no? Vista la dialettica che sta un po' avendo lavorato prendendo. molto fuori, ci siamo resi conto che il Veneto è conosciuto per le bellezze, vabbè, a parte Venezia in tutto il mondo, ma comincia a essere conosciuto per le bellezze. Cosa non è conosciuto e molto spesso è sottovalutato anche da noi stessi? Le persone. Le persone del Veneto sono persone dal nostro punto di vista eccezionali e invece sono sempre, c'è un luogo comune, lavoro, pensano solo a quello e al vino, nella maniera poi degenere del termine. In realtà noi siamo estremamente sfaccettati, siamo delle persone creative, giocose, appassionate, poetiche e noi cerchiamo in qualche modo di portare anche questa accezione dei veneti che a nostro avviso è fondamentale. Quindi voi avete sentito il bisogno di raccontarli i veneti, veneti. Sì. Beh, siamo rimasti forse gli unici narratori assieme a altri 2 o 3 colleghi, cioè nel senso che chi viene a vedere i nostri spettacoli si immedesima, come si diceva prima, no? Rivive quelle sensazioni, quelle emozioni che oggi purtroppo non si raccontano più. Quindi io faccio il narratore, ti racconto una storia e Davide fa il simpatico disturbatore, ma alla fine c'è sempre una morale, cioè te ne vai e noi ti diamo uno spunto di riflessione. Il grande sogno, sai qual è, Anna? È quello di poter far sì che il nostro amato pulmino, che è comunque protagonista assieme a noi, possa diventare il famoso camper di Stranamore, ti ricordi? Cioè vorremmo girare il Veneto con questo pulmino e i veneti ci riconoscono. Per noi questo sarebbe motivo di grande soddisfazione. Quindi insomma Restera Produzioni nasce per il territorio e vuole restare sul territorio, no? Perché magari uno si immagina che con la fama uno possa scegliere anche di passare al nazionale, invece voi state puntando ad entrare ancora di più sul territorio, possiamo dire questo? Guarda, il discorso è legato al fatto che sarebbe bellissimo poter passare al nazionale raccontando il territorio. Sarebbe bellissimo che le nostre storie uscissero dal Veneto e fossero conosciute in tutta l'Italia, se non di più. Noi siamo in questo momento anche in contatto con delle comunità brasiliane che sentono l'esigenza di riavvicinarsi a quelle che sono le loro origini. E quanto bello sarebbe che noi sappiamo molto di Roma, di Napoli, del sud Italia, sappiamo molto, molte storie sono raccontate lì. Quanto bello sarebbe raccontare le nostre storie e in qualche modo diffonderle in giro per l'Italia, andare in Puglia e sentire parlare del Veneto o della gente veneta. Tanto noi come Antenna 3 siamo contenti di diffondere noi, insomma, una buona giornata. Partiamo da qui, no? Allora partiamo. Ma a noi ci piace tantissimo stare qui, siamo felicissimi, scherzi. Allora ci vediamo anche domani, prima edizione inizia alle 12, che impegni come siete messi? Siamo qua. Ok, allora si parte venerdì 20 e 10, quindi siamo davvero a ridosso dei telegiornali, quindi voi guardate i telegiornali e dopo ci facciamo una risata e un bel viaggio nel nostro territorio con una buona giornata. Grazie ragazzi per essere stati con noi, Igor Barbazza, Davide Stefanato, una coppia che scoppia, possiamo dirlo, cioè proprio nel senso positivo. Insomma, cancellazione gratuita è andato molto bene e quindi buona la prima, possiamo dire. Ringraziamo anche tutte le persone che ci hanno seguito, perché non era così automatico, quindi insomma, è una cosa abbastanza nuova per tutti e invece ci ha dato grande soddisfazione, siamo ancora qui. Anche qui avete toccato un tema estremamente attuale, no? Con cancellazione gratuita, visto che il tema degli Airbnb, della residenzialità, delle affittanze turistiche, insomma, sono un altro tema a proposito di Venezia, ma del Veneto insomma in generale, che tocca da vicino i veneti. Grazie ancora per essere stati con noi, l'appuntamento allora è venerdì alle 20:10, intanto io vi ricordo per chiudere che questa sera torna Ring, il sondaggio che non c'entra nulla con gli ospiti che sono in studio in questo momento, lo dobbiamo ridire, regionali, una lista di sindaci per Zaglia, idea vincente. Vi ricordo gli ospiti di questa sera sono Mario Conte, sindaco di Treviso, Roberto Padrina, presidente della provincia di Belluno, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza per il Partito Democratico, Mario Pozza, presidente Camera di Commercio Treviso-Belluno e poi la CGIL con Nicola Atalmi. Questo è il parterre di questa sera. Grazie ancora ai nostri ospiti, buon lavoro ovviamente e per insomma, tutti i vostri programmi anche futuri. Noi ci vediamo domani a partire dalle 12, non perdete una buona giornata venerdì alle 20:10. Arrivederci.